Presidente, quali sono le norme di comportamento essenziali per chi si avvicina per la prima volta alla raccolta di funghi e piante selvatiche? La prima norma è la conoscenza da un lato, perché sappiamo che come esistono funghi di ottima qualità, di ottima commestibilità, ci sono anche quelli particolarmente tossici e mortali, lo stesso dicasi per le erbe selvatiche particolarmente conosciute da tutti. Basta sentire il bruscandolo piuttosto che il carlino, detto anche cioppetto in Veneto, no? E altre che sono particolarmente tossiche e possono essere confuse. Assieme a questo ci deve essere evidentemente un rispetto di quello che è il sistema ecologico. Cioè non può esistere un amore per i funghi o per le erbe, per la natura, senza avere un rispetto totale nei confronti dell'ambiente, evidentemente. E quali sono le piante della nostra zona con cui ci si può confondere maggiormente quando si va alla ricerca? Mi viene in mente il mughetto. Il mughetto, direi che il mughetto si può confondere con, per esempio con l'aconito o con altre appunto erbe. Se invece parliamo di essenze arboree, cioè saliamo come dimensioni, diciamo così, come altezza, l'errore più serio che si possa fare, specie in questa stagione primaverile avanzata, è fra l'acacia, quindi la cosiddetta cassia in dialetto o che ha delle inflorescenze color bianco rispetto ad altri fiori che hanno inflorescenze di color giallo e che sono particolarmente tossiche. Il maggiociondolo, per dirne una, che lo troviamo in collina ed è proprio in questo periodo. L'acacia crea dei fiori che sono addirittura commestibili, cioè hanno una certa rinomanza a livello di cucina locale, quindi li fai fritti come i fiori di zucca, e il maggiociondolo invece è assolutamente gravemente tossico, è gravemente velenoso il maggiociondolo. E in quest'ambito non si smette mai di imparare, nonostante gli anni nel settore, comunque ci sono sempre nuove piante, nuove cose da capire e scoprire. Ci sono nuove piante sicuramente, anche perché ci sono tutta una serie appunto di piante che tendono ad ibridizzarsi. Per esempio una delle piante, chiamiamole nobili per alcuni aspetti, di quella che è la pianura padana e quindi la nostra zona è la quercia. Ma le querce si ibridizzano fra di loro perché continuiamo ad avere delle specie particolarmente nuove e diverse che possono essere determinate, come ormai si sta facendo da vari anni per i funghi con lo studio del DNA. Si sono spostati, i funghi sono spostati addirittura in generi particolarmente lontani da quelli di appartenenza classica, cioè da quei generi in cui la classificazione era sostanzialmente morfologica, cioè li conoscevamo appunto per la forma, per le caratteristiche, non so, della zona che produce le spore, quindi limenio cosiddetto, eccetera. Adesso si sono spostati tutti da un'altra parte con la genetica. E di tutte queste cose se ne parlerà più approfonditamente negli appuntamenti previsti intorno a maggio a Pieve di Soligo. In questi appuntamenti che trovo particolarmente interessanti perché non è un corso di base che può essere anche particolarmente noioso, nel senso che deve dare delle nozioni importanti di ecologia, eccetera. Nel corso di Pieve di Soligo la cosa importante è che il fungo è legato all'habitat. Noi spesse volte quando facciamo i corsi diciamo una cosa semplicissima ai neofiti, no, si va a funghi non guardando in basso ma guardando in alto, cioè conoscendo le piante che sono simbionti, cioè piante che si legano a determinati funghi. Nelle lezioni, in queste chiacchierate che faremo a Pieve di Soligo, avremo proprio il legame della pianta con l'ambiente, tant'è che le chiacchierate saranno i funghi di litorale e pianura, i funghi poi di colline, i funghi di montagna, i funghi di torbiera. Quindi sono i funghi e dove e vicino a che cosa li troviamo, in poche parole. Quindi anche così un po' prende dentro un po' entrambi gli argomenti, quindi sia l'essenza arborea che il fungo che sta accanto a lei, diciamo così.